Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. Cresce l'attesa varese per la sagra di Sant'Antonio che torna nella sua versione popolare dopo 2 anni di Covid. Lunedì il falò in Piazza della Motta dove si prevede l'affluenza di migliaia di persone. Il comune ha fermato il provvedimento che chiude alcune strade del centro dal lunedì mattina a martedì sera. Vediamo che cosa succederà nel servizio curato da Elisa Petrocelli. Conto alla rovescia per la saga di Sant'Antonio a Varese, tra il falò di lunedì 16 e la benedizione degli animali di martedì 17. Ecco i provvedimenti viabilistici. È prevista dalle 7 di lunedì fino alle 21 di martedì la chiusura parziale o totale di via Carrobbio, piazza della Motta, via Montalbano, piazza Montegrappa, nel tratto tra via Carrobbio e via San Francesco, piazza Ragazzi del 99, via Bernascone, Largo Sogno, in parte via Bizzozzer e via Sant'Antonio, piazza della Motta e solo nelle fasce orarie dalle 19 di lunedì alle 2 di martedì e martedì dalle 10 alle 13. Ma c'è un giallo tra i provvedimenti viabilistici. Oggi, dalle 7 alle 18, è previsto, come da cartelli collocati in zona, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Ragazzi del 99 per posa bancarelle e mercatini. Ma all'ora di pranzo ancora nessuna traccia di bancarelle e auto, anzi posteggiate in tutti gli stalli. Oggi il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi ha tracciato il bilancio dei 5 anni del suo mandato che si concluderà il 22 gennaio. Ha parlato di crisi, economia e territorio varesino. Sentiamola in questa intervista curata da Emanuela Spagna. Le immagini sono di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Siamo con Fabio Lunghi, Presidente della Camera di Commercio di Varese, giunto al termine del suo mandato. Presidente, 2 aggettivi per descrivere questi 5 anni. Due non basterebbero, sono stati 5 anni sfidanti e stimolanti allo stesso tempo. Insomma, sono stati 5 anni importanti, conditi da una serie di eventi che tutti conosciamo e sono stati 5 anni nei quali siamo stati messi alla prova. Questo ente, le imprese, il territorio, il turismo, tutto il territorio della provincia di Varese è stato messo duramente alla prova, ma per l'ennesima volta ha dato la dimostrazione di essere un territorio con tutti gli anticorpi necessari per proseguire nella sua attività, nello sviluppo, nella ricerca, soprattutto anche per proporsi come territorio finalmente attrattivo dal punto di vista turistico-sportivo. Se dovesse dare un consiglio al suo successore, cosa suggerirebbe? Il miglior consiglio che potrei dare al mio successore sarebbe quello di non avere paura, di accettare le sfide, di buttare il cuore sempre oltre l'ostacolo, di ascoltare, di avere la capacità di ascoltare, di concertare e di avere poi il coraggio di mettere in campo i progetti. E ora la cronaca spostandoci a Castelletto Ticino dove questa mattina si è verificata una tragedia al cimitero. Un uomo di 54 anni, operaio dell'azienda che si occupa delle manutenzioni, è morto a causa della caduta da una scala mentre sistemava un loculo a circa 5 metri di altezza. È stato soccorso e trasportato all'ospedale di Novara, le sue condizioni erano gravissime, è deceduto nel pomeriggio. Sui bus urbani ed extraurbani di Varese ogni giorno vengono dimenticati centinaia di oggetti tra cui portafogli e smartphone, per tutti i particolari nel servizio curato dalla redazione. Borse con scarpe e indumenti sportivi, cartellette con materiale da disegno, portafogli, smartphone, ombrelli e sacchetti della spesa. Sono questi gli oggetti che più frequentemente vengono dimenticati sui bus urbani ed extraurbani di Autolinee Varesine. Ogni giorno sono circa 1000 le corse tra Varese e i comuni attorno, il bilancio è di decine, anzi centinaia di oggetti smarriti. Che fine fanno? Se nessuno li reclama subito vengono portati nei 5 depositi di Autolinee Varesine e lì attendono che il proprietario si faccia avanti. Se non accade vengono donate quando diventano cose di nessuno. Il gruppo che gestisce il trasporto pubblico suggerisce quando si perde qualcosa sul bus di inviare una mail a posta@autolineevaresine.it fornendo una descrizione dell'oggetto e indicando il tragitto e l'ora della corsa.
E spostiamoci ora a Varese, in via Crotti, dove cresce la protesta per la strada chiusa da troppo tempo. Ci racconta tutto Marco Croci. Il cartello che indica il vicino cantiere di Villa Milius a Varese riporta come data di inizio dei lavori il 13 gennaio di 2 anni fa, con una durata stimata in 18 mesi. Ciò che è accaduto al progetto di riqualificazione della storica dimora affacciata su Viale Guggiari è cosa nota. I lavori hanno infatti subito dei ritardi e se tutto andrà come deve si concluderanno il prossimo autunno. A farne le spese è pure via Crotti, la stretta strada che passa proprio dietro Villa Milius. Chiusa per consentire un più agevole accesso dei mezzi pesanti al parco, resterà blindata fino al termine del cantiere confinante. Ormai rassegnati all'impossibilità di percorrere il tratto d'asfalto, i residenti del comparto chiedono almeno una maggiore cura. Le condizioni del tratto di strada chiuso da quasi 2 anni sono imbarazzanti, spiegano di via Marzorati. La vegetazione sta ormai invadendo la carreggiata, ma a preoccupare sono i frequenti abbandoni di rifiuti di vario tipo. Il transito è stato chiuso anche ai pedoni, ma qualcuno si è premurato di tagliare le griglie da entrambi gli accessi, quindi dal lato verso via Marzorati e da quello su via Montello, in modo da poter comunque accedere senza troppi problemi. Ora la pagina sportiva partendo dal tennis, il castellanzese Mattia Bellucci ha conquistato l'accesso al tabellone principale degli Australian Open vincendo tutti e 3 gli incontri di qualificazione. Il servizio è di Luca Spriano. Mattia Bellucci da copertina, il tennista 21enne di Castellanza ha centrato la qualificazione nel singolare maschile agli Australian Open in corso a Melbourne. È stato l'unico italiano a qualificarsi su 16 al via delle qualifiche. Bellucci ha completato nelle prime ore di oggi il percorso netto in qualificazione, battuto in 2 set 6-4, 6-1 un altro italiano, Luciano Darderi. In precedenza il castellanzese aveva eliminato il taiwanese Tung Li Wu e l'italiano Francesco Passaro. 3 vittorie senza concedere alcun set. Ora il tabellone principale, lunedì 16 gennaio giocherà contro il francese Benjamin Bonzi, 26 anni, numero 50 della classifica ATP. Basket Varese domenica ospita Napoli, ma sugli spalti non ci saranno tifosi ospiti. Ci spiega perché Giuseppe Sciascia. Biglietti acquistabili solo di persona per la sfida di domenica 15 gennaio fra Varese e Napoli. Il prefetto ha firmato l'ordinanza che vieta la trasferta ai residenti in provincia di Napoli in virtù delle determinazioni dell'osservatorio del Ministero degli Interni sulla presunta pericolosità della sfida di basket di domenica al Lino Oldrini. Di fatto le prevendite online non saranno dunque disponibili per la sfida che chiuderà il girone d'andata e permetterà ai tifosi biancorossi di festeggiare insieme alla formazione di Matt Brasi la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 gennaio, sono state aperte le prevendite di persona alle casse di Masnago in vendita i biglietti per la partita contro la Gevi, che farà debuttare il nuovo acquisto Joseph Young, con la possibilità di presentare il documento di identità per dimostrare appunto la mancata residenza in provincia di Napoli per chi acquista il biglietto. Casse saranno aperte anche domani, venerdì 13 gennaio e sabato 14, domenica al giorno della partita alle 14.30 i biglietti disponibili saranno messi in vendita sempre con le medesime modalità. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19. Buona serata.